basta. Gracia, gracia, la grazia di Dio ci basta. Gracia, gracia, la grazia ho trovato in Gesù. Saluto a tutti con la pace del Signore. Mettiamoci in piedi. Abbiamo già fatto un periodo di preghiera in ginocchio, ma adesso facciamo un clamore, una preghiera, presentando ogni famiglia, ogni membro, ogni persona che frequenta, che visita, ma quelli che partecipano, che sono membri della Chiesa, preghiamo anche per loro e per la loro famiglia. Questo periodo sentiamo l'assenza di molti fratelli per via delle vacanze, ma la Chiesa segue avanti con il suo proposito, perché il Signore è veramente buono. Amen? Ma preghiamo per loro perché possano avere desiderio, opportunità di venire. Signore Gesù, in questo momento siamo qua nella Tua presenza. Vogliamo ringraziarti, Signore, di questa opportunità felice che ci dai di poter essere qui insieme nella Tua presenza e lodare il Tuo nome, di imparare da Te che sei mansueto e umile. Signore, che possiamo stasera ricevere la porzione che Tu hai riservato per noi. Ti chiediamo perdono, Signore, per i nostri falli, per i nostri errori, per la nostra debolezza, Signore, che è grande, lo so, lo sappiamo, ma ti prego, Signore, di usare di misericordia verso di noi, perché, Signore, se non fosse le Tue misericordie, noi eravamo già consumati, distrutti, ma vorrei stasera, Signore, ringraziarti perché le Tue misericordie sono la causa che noi non siamo inghiottiti vivi dai nemici visibili e invisibili, Signore, quelli che vediamo e quelli che non vediamo, quelli che si alzano, Signore, contro la nostra vita e che ci guarda così fragili, deboli e dice non ha potenza, non riuscirà, ma Tu sei il Signore onnipotente, vince le nostre guerre, le nostre battaglie. Signore, esci davanti a noi come Signore Sabaoth, Jehová Sabaoth è il Tuo nome. Sì, Signore, combatti le nostre guerre, perché possiamo, Signore, vincere queste battaglie nel Tuo nome, Gesù. Ti prego di rinforzare ognuno, quelli che sono presenti e quelli che sono assenti. Signore, che Tu possa rinforzare ogni casa, ogni famiglia, ogni coppia, ogni bambino, ogni giovane. Signore, che Tu possa avere misericordia, perché Tu giudichi con giustizia, ma l'uomo, Signore, giudica ingiustamente a loro piacere. Signore, ti prego che Tu possa guardarci con i Tuoi occhi d'amore, perché se Tu, Signore, non sei con noi non possiamo far nulla, non possiamo dare un passo. Signore, aiutaci nelle sfide quotidiane. Signore, ci aiuta, ti prego, in tutte le cose che dobbiamo fare. Signore, sostiene ognuno di noi con le Tue mani potenti. Abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno, Signore, delle Tue compassioni, abbiamo bisogno della Tua grazia. Oh Signore Gesù, ti prego che Tu possa operare nella nostra vita, che Tu possa farci
meglio, Signore, persone migliori, che Tu possa, Signore, custodire i nostri cuori, perché non venga contaminato dal nemico, dalle sue frecce, dalle parole. Signore, proteggi i nostri cuori, la nostra mente di tutte queste azioni del nemico che si alza contro di noi. Aiutaci, Signore. Ti prego per le famiglie, ti prego per quelli che non sono più presenti, che non hanno più forza, che hanno perso la gioia del Signore. Oh Gesù, e si trovano deboli, e questa debolezza non è altro che l'assenza, Signore, della gioia della salvezza, della gioia che è stato guarito, della gioia che ha ricevuto da Te. Oh Signore, mi rallegro di ricordare il giorno che Tu mi hai salvato, il giorno della confissione che ho fatto, riconoscendo Te come Signore Salvatore della mia vita. Mi ricordo del giorno che mi hai battezzato nello Spirito Santo. Mi ricordo del giorno che mi hai guarito dalle gambe che non potevo più. Signore, Tu hai fatto tanto. E questo, Signore, rallegra il mio cuore, perché Tu, Signore, mi fa ricordare, mi fa avere speranza, nonostante i momenti sono difficili, ma Tu ci fai avere speranza, Signore, e la speranza non confonde mai, la Tua parola dice. Ti prego, continua con noi, benedici ogni base missionaria, i nostri fratelli operai, missionari in ogni base, rinforza il loro cuore, la loro fede, la loro salute, la loro famiglia. Proteggi loro nell'aprire e nel chiudere della loro bocca, nell'ingresso e nell'uscita. Signore, quando entrano e escono dalla macchina, quando camminano, quando vanno a fare la spesa, quando escono e entrano di casa, Signore, che Tu possa essere con loro, liberandoli da ogni male, nel nome di Gesù. Visita i malati, visita quelli che sono al carcere, visita quelli che non Ti conoscono, Signore, che loro possano avere un incontro personale con Te, nel nome di Gesù nostro Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Lodiamo al Signore con i cantici congregazionali. La missionária Priscila. Saluta tutti con la pace del Signore. Lodiamo con il numero 273. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede e speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signor. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede e speme, combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signor. Fratelli santi, noi tutti quanti abbiamo lo zelo dell'Evangelo, or combattiamo, avanti andiamo, nel nome santo del Signor. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede e speme, combatteremo, vittoria avremo,
nel nome santo del Signor. Fratelli santi, con inni canti, vogliamo lodare e ringraziare il Creatore con tutto il cuore, nel nome santo del Signor. Fratelli santi, andiamo avanti, uniti insieme, di fede di speme. Combatteremo, vittoria avremo, nel nome santo del Signore. Alleluia. 250. In Gesù trovai l'amico che è tutto fedeltà, la sorgente di bellezza e dell'amor. Egli porta la bandiera di grazia e di beltà, il compiuto desiderio del mio cuore. In tutte quelle prove che incontro sul cammin, la sua mano mi sostiene con virtù. Alleluia, il bel giglio della valle, la stella del mattin, ecco lui dal nome dolce di Gesù. Ha portato i miei dolori, la pena del mio mal, il suo dorso lacerato fu per me. Cinto di crudeli spine fu il capo su regal, e salvezza ottenni per la sua mercé. Anche se son tentato, proseguo fin al fin, che con Cristo giungerò un di lassù. Alleluia, il bel giglio della valle, la stella del mattin, ecco lui dal nome dolce di Gesù. Con me la sua presenza non farà mai mancar, mi protegge d'ogni lato notte e dì. Sotto l'ombra del suo amore mi fa ricoverar e gioir per la grand'opera che compì. Poi quando su nel cielo davanti al tron divin vo a goderlo nei diletti di lassù. Alleluia, il bel giglio della valle, la stella del mattin, ecco lui dal nome dolce di Gesù. Gloria a Dio. Alleluia Gesù. Lodiamo quel numero 112. Il Signore sia lodato, che per Lui salvati siamo. Oh, redenti su cantiamo, gloria, gloria al buon Gesù. Sia lodato, sol Gesù il Redentor. Egli è il nostro Salvatore, per il sangue suo vittoria abbiamo. Siano i nostri fianchi cinti, oh noi popolo d'acquisto, aspettando Gesù Cristo che dal cielo scenderà. Sia lodato, sol Gesù il Redentor. Egli è il nostro Salvatore, per il sangue suo vittoria abbiamo. Noi con lui saremo raccolti nella patria sua d'amore, e dall'orco Redentore noi godremo l'eternità. Sia lodato,
Sal Gesù il Redentor. Egli è il nostro Salvatore, per il sangue suo vittoria abbiamo. Amen. Glória a Dio. Sia lodato Gesù il nostro Salvatore, e per il suo sangue la vittoria abbiamo. Amen. Leggiamo la parola di Dio stasera. Vorrei invitarvi a aprire la Bibbia. Felice che è arrivato anche Rick, che Dio benedica. Leggiamo la parola di Dio. In Atti degli Apostoli, capitolo 1, Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8, è il testo base dello studio di questa sera. Dice così la parola di Dio, Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Chi può dire amen? Preghiamo in questo momento per tutti i miei fratelli che contribuiscono con l'opera del Signore. Noi siamo in un mese molto particolare. Io dico sempre, fratelli, fate le vostre vacanze, ma non dimenticate dell'opera del Signore, perché il Signore ci ha benedetto, ci ha provveduto, e noi non possiamo dimenticare che l'opera del Signore non è sostenuta dagli empi. Gli empi non hanno desiderio di sostenere l'opera di Dio, no, né hanno desiderio né hanno piacere, perché non interessano il messaggio che non interessano a loro il messaggio che predichiamo. Quindi non interessa a loro il messaggio che predichiamo. Ma chi è stato salvato, che ha ricevuto questa porzione, sa l'importanza di mantenere l'opera missionaria, perché la parola di Dio già ci dice: come udiranno se non há chi predichi? E come predicare se nessuno si disponibilizza a andare? Ma questi che vanno hanno bisogno del nostro sostegno, come noi che siamo qua in missione, andando, seminando la parola e facendo discepoli di tutte le nazioni. Abbiamo bisogno del sostegno che il Signore provvede tramite la vita dei miei fratelli. Io vorrei ringraziare a tutti che fedelmente sono partecipi della causa del Signore. È buono essere partecipi della causa, perché siamo anche partecipi nella gloria. Non siamo partecipi solo nel momento di difficoltà che dobbiamo dare, ma siamo anche partecipi nella gloria quando Lui condivide con noi cose grandi e eterne, che soltanto la Chiesa può vivere. Il mondo non può vivere quello che Dio ci dà, quello che il Vangelo ci comunica. Il mondo non capisce, non vuole, ma
Grazie a Dio che abbiamo questa sala e che siamo qui, e in ogni base c'è una sala, c'è un pastore, c'è un progetto che funziona, e abbiamo bisogno sia di pregare e di partecipare, non dando una mano, ma essere partecipi. L'opera di Dio ha bisogno di operai, perché una mano diciamo così, una mano è benvenuta, ma sappiamo che non è costante, perché a quel momento abbiamo bisogno. L'opera del Signore è come Gesù stesso ha detto: guardate il campo, biondeggia per la mietitura. Quindi ci vuole impegno, ci vuole perseveranza. Che Dio benedica a tutti che offrono e che offriranno stasera anche qui. Vorrei invitare il fratello Jonathan per fare questa preghiera, per la raccolta delle decime e delle offerte, per quelli che faranno anche il suo bonifico, la sua offerta, perché il Signore continua a benedire la sua opera, il suo popolo, e quelli che hanno desiderio ma si trovano in difficoltà, che Dio possa aiutarli in questo momento, sopprendo anche la loro necessità. La Bibbia dice: sia fedele nel poco e nel molto ti metterò, dice la parola del Signore. Fratello Jonathan, per favore. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Preghiamo per le decime e le offerte che possiamo ora offrendare al Signore. Nonostante vorrei anche testimoniare, perché l'opera del Signore a volte vediamo le cose come se accadessero dal cielo, tutte le cose, ma tutte le cose ci sono i sacrifici che tutti facciamo. Io prima ero uno dei che sono critico, quindi giudicavo troppo le opere magari delle persone chiamate dal Signore, perché non capivo, ma nel percorso che ora sono posso testimoniare e posso dire che il Signore sa come opera in ciascuno di noi, e non siamo chi per giudicare le persone. Ciascuno di noi diamo le decime perché sono principi spirituali e che possiamo offrendare, perché non siamo obbligati a farlo, perché il Signore non ci condannerà per questo, ma anzi c'è una grande gioia per quello che abbiamo ricevuto. Quando noi capiamo questo, allora possiamo essere pronti a dare un po' alla opera che è del Signore. Però più che altro c'è la parola che dice di che noi, ciascuno di noi, siamo i tempi santi dello Spirito Santo, quindi possiamo dare anche tanto economicamente, parlando di soldi, però se noi ci arrendiamo al Signore, a ciò che il Signore vuole fare spiritualmente parlando, neanche servirà a nulla. Comunque io ringrazio il Signore, a questa congregazione, e Signore ti chiedo anche di benedire a ciascuno di loro che daranno per offrendare alla tua Chiesa, Signore, perché così possa andare avanti, a spingere, Signore, anche quelli che sono in casa, a che possano rendersi accorto, Signore, che c'è una grande gioia a essere radunati qua, Signore. Le cose sono diverse. Tutte le cose, dice la parola in Romani 8, 28, Signore, che tutte le cose cooperano per il bene a quelli che sono chiamati al tuo proposito, Signore. Quindi quelli che siamo qua, quelli che sono là, magari non sono venuti qua perché ci sono tante cose, ci sono difficoltà nella loro vita, ci sono malattie, Signore.
a comunque te, Signore, continui a sostenerci, Signore, a sostenerci, a volte perché non ci rendiamo accorto né vogliamo accettare la tua volontà, Signore. Però c'è una grande gioia, Signore, essere qua, imparando la parola, Signore, dando testimonianza, Signore, che te sei stato e te sempre ci sarai con noi, Signore. Io ti ringrazio per quelli che cooperano, Signore, alla tua opera, che offriranno, Signore. Benedice il loro lavoro, benedice il pastore, Signore, per il suo sforzo, il grande sforzo che lui fa a mantenersi in piedi, Signore. Te sei quello, Signore, che sei il suo Padre, Signore, te sai il suo bisogno. Questo periodo, Signore, che sta affrontando lui, volevo chiedere, Signore, per la sua salute, e anche volevo chiedere anche a tutti quelli che lo conoscono, Padre, magari quelli che ci stanno a guardare, magari quelli che verranno venerdì, magari quelli che verranno a domenica, Signore, a non essere soltanto qua di preghiera, sino anche a casa, Signore, che possiamo avere una testimonianza efficace, Signore, nella tua presenza, nella tua parola, Signore, e avere questo amore fraternale, Signore. Io ti chiedo per il mio pastore, per la sua salute, Signore. Te sai il suo bisogno, fortifica lui e che lui sia forte nella tua presenza, Signore, come lui sta imparando a farlo, Signore, perché te hai un grande proposito. Non ci hai chiamato, Signore, anzi dice la parola di che le prove sono per noi. A volte rifiutiamo le prove invece di guardare quella grande benedizione che avverrà dopo. Rifiutiamo queste cose. Signore, aiutaci, Signore, a essere fedele nella tua opera. Io ti chiedo questo per il mio pastore, per questa congregazione e per quelli che sono fedeli alla tua opera, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Lodiamo mentre si fa la raccolta. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Possiamo cantare di nuovo? Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversar davanti al tuo altar. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio
voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversar davanti al tuo altar. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversar davanti al tuo altar, davanti al tuo altar. Glória a Jesus. Meditiamo sulla parola di Dio. Il tema che stiamo studiando questo periodo già da un po' di tempo è la carriera che ci viene proposta. La carriera. Il Signore ci ha proposto una carriera e abbiamo parlato già della salvezza che abbiamo ricevuto, siamo salvati per fede. Abbiamo parlato della giustificazione, siamo giustificati per fede. Abbiamo parlato della santificazione, l'importanza di essere santo come il nostro Dio è santo. E questa santificazione è continua, come abbiamo studiato, finché arriveremo allo stato di uomo perfetto. E abbiamo anche parlato sia della giustificazione, della santificazione, e abbiamo parlato anche di questa carriera che uno che accetta Gesù pensa, no? Io ho accettato Gesù, è finito qui e niente, ma c'è un percorso, questo percorso che ci ha proposto il Signore, un percorso che dobbiamo seguire, nonostante non sia facile, ma dobbiamo seguire. Abbiamo parlato della porta stretta, della via stretta, e oggi vorrei parlare di uno che è salvato, uno che è giustificato, uno che è in santità, ogni giorno è in santificazione. Rigenerato, abbiamo parlato della rigenerazione, no? Che il Signore rigenera la nostra vita e lavora in noi, ci fa questo cambio, questa trasformazione, e una persona che era non è più, che faceva non fa più, come il Signore vuole. E tutto questo ci fa arrivare a un prossimo momento, a una prossima tappa della nostra vita, che è la testimonianza. Interessante è che da Matteo, Marco, Luca e Giovanni vediamo sempre la storia di Gesù, ciò che Gesù ha fatto, chi Gesù ha chiamato, chi Gesù ha liberato. Vediamo Maddalena
Maria che è stata liberata da 16 demoni. Quindi vediamo come il Signore ha operato nella vita delle persone. Ma non si ferma solo lì, perché noi non crediamo a un Vangelo che rimanga solo a noi. Infatti, la proposta del Vangelo è di fare un'opera personale, ma anche un'opera tramite questa persona. Dio non vuole solo operare in noi, ma Dio vuole operare in noi e anche tramite noi. Cosa succede? Succede che rendere testimonianza è quello che il Signore vuole per noi. Vuole operare tramite noi, ma è il risultato di quello che ha operato in noi. Mi sono spiegato? La testimonianza è quello che Dio vuole da noi, di ciò che ha operato in noi. Perché oggi vediamo che non esiste un piacere, una gioia, un desiderio delle persone testimoniare. Vediamo sempre le persone che cercano il suo benessere, che cercano la soluzione dei suoi problemi. E Dio opera, perché Lui è onnipotente. Chi può dire amen? Lui è onnipotente. Ma Lui non opera solo in noi, Lui vuole operare anche tramite noi attraverso la testimonianza di ciò che ha fatto nella nostra vita. Ci fa ricordare il testo dei 10 lebbrosi. Tutti i 10 sono stati guariti, ma uno solo è tornato per ringraziare. Rendere testimonianza di ciò che Gesù ha fatto nella nostra vita vuol dire ringraziamento, vuol dire anche essere grato di quello che ha ricevuto, di quel che ha ricevuto da parte del Signore. E molte volte noi abbiamo una predisposizione a cercare per una causa personale. Mi ricordo di un pastore che diceva che tu vuoi conoscere una persona, Victor, in chiesa, se è costante, se sta affrontando una prova, se sta affrontando un problema. Se tu vuoi vedere una persona coinvolta, partecipe, che loda, che prega, che digiuna, che evangeliza, che contribuisce, è proprio perché Dio ha lavorato nella sua vita tramite una prova. E molte volte noi dobbiamo aspettare una situazione. Ci sono persone che sono alla ricerca di una soluzione, ma la mia domanda è: quando la soluzione arriverà, quale sarà la tua posizione? Tu renderai testimonianza di quello che ha fatto o tu rimarrai con la paura? Vediamo la parola di Dio. Marco Vangelo di Gesù, secondo ha scritto Marco, aspettate un attimo.
Leggiamo Marco, capitolo 8. Dice la parola dal versetto 22. Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli comandò: vedi qualche cosa? Egli aprì gli occhi e disse: scorgo gli uomini perché vedo come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: non entrare neppure nel villaggio e non dirlo a nessuno nel villaggio. Quando Gesù ha operato questo miracolo nella vita di quest'uomo, è stato un grandissimo miracolo. Gesù lo raccomandò di non dirlo, ma non perché a volte, perché sto esponendo questo versetto? Perché a volte le persone dicono: ma anche Gesù ha detto di non dire, noi non dobbiamo raccontare. E non è vero questo. Gesù ha detto di non dirlo, ma non dirlo a quelle persone là. Di non entrare in quel villaggio là, aveva un perché. Aveva un proposito. Non è che Gesù ha detto di non dire, di non testimoniare, perché era impossibile che lui non testimoniasse. Era impossibile che lui non dicesse, perché quando arrivasse a casa qualcuno lo vedeva, no? Sì o no? E sapeva che lui era cieco prima e non era più. Ma ci sono persone che prendono questo testo e dicono: non, Gesù non vuole che noi raccontiamo la nostra testimonianza, quello che ha fatto nella nostra vita. E non è questo. Non è questo il proposito di Gesù, di nascondere. Quel momento Gesù capiva che non era il momento di dire quella situazione. Lui voleva risparmiare in quel momento, però sapendo anche che se quello cieco non raccontasse, loro sapevano. Allora, con questo vorrei dire che ci sono persone che sono appena convertiti e vogliono subito testimoniare la sua salvezza. Sono salvato, ho accettato Gesù, Gesù mi ha tolto di questa vita. Io mi ricordo bene che quando mi sono convertito, una sorella mi ha invitato a dare la mia testimonianza. Perché io non vengo di una famiglia cristiana, allora lei voleva che io rendessi che io parlassi della mia testimonianza, di quello che Gesù aveva fatto nella mia vita. E mi ha consigliato un'altra sorella di non andare. Mi ha detto: Victor, io voglio consigliarti di non andare a fare questa testimonianza, perché ancora io non ero nemmeno battezzato, perché adesso quello che tu stai vivendo è un processo. La testimonianza viene data non che noi saremo invincibili, no, ma dobbiamo avere nella nostra vita la certezza, vivere i processi. Quali sono i processi? Quello che ho già insegnato: salvezza, giustificazione, santificazione, rigenerazione. Allora la testimonianza. Perché ci sono persone che si precipitano, sono precipitati e dicono:
non si precipitano, sono precipitati e vogliono dire: guarda che Gesù ha fatto questo nella mia vita, e domani torna a quella vita. Capito? Oggi nell'emozione è lì contento, ma il cristianesimo non è un'emozione, è una costanza. E la parola ci dice che i discepoli perseveravano finché sono arrivati in quel giorno che hanno ricevuto la pienezza, lo Spirito Santo. Loro hanno mollato, sono caduti, si sono nascosti, hanno peccato. Non che noi non abbiamo peccato e non commettiamo peccati, ma dobbiamo fare il percorso. Perché uno non vuole rendere testimonianza o non riesce a rendere testimonianza? Per mancanza di convinzione. Ha paura di quello che succederà, o perché non è convinto di quello che è successo. Leggiamo la parola ancora, Matteo capitolo 9, versetto 18. Mentre egli diceva loro queste cose, giunse uno dei capi della sinagoga che si inchinò davanti a lui dicendo: mia figlia è morta ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà. Gesù, alzatosi, lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Questo testo parla un riassunto della storia che in Luca 8 parla più precisamente che quella donna è rimasta in silenzio e Gesù ha domandato: chi mi toccò? E i discepoli dicevano: ma nessuno, tu non puoi dire, Signore, chi mi toccò, perché vedi che la folla ti stringe. E Gesù insisteva dicendo: qualcuno mi ha toccato, perché di me è uscita potenza. Cosa ha detto San Paolo ai Romani? Che il Vangelo è la potenza di Dio per chiunque credi non perisca, ma abbia la vita eterna. Quando Gesù dice a quella donna del flusso di sangue o a quella folla: qualcuno mi ha toccato perché di me è uscita potenza, lui sta dicendo: qualcuno mi ha toccato diversamente. C'è stato un cambiamento, una trasformazione. Il male non c'è più. Ma quella donna aveva cosa? Paura di dire, per la sua condizione. Ma Gesù, quando ha detto: qualcuno mi ha toccato perché di me è uscita potenza, la potenza, allora lei non rimase in silenzio. Cosa dice lei? Ti ho toccato, sono stata io. Leggiamo ancora Luca, capitolo 8, per vedere come come ha detto quella donna del flusso di sangue.
Cosa ha detto? Di che modo ha detto? Abbiamo letto il riassunto, ora leggiamo precisamente cosa ha detto quella donna. Capitolo 8 di Luca, versetto 43 dice: una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni coi medici senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso di sangue cessò. E Gesù disse: chi mi ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui dissero: Maestro, la folla ti stringe e ti preme, e tu dici: chi mi ha toccato? Ma Gesù replicò: qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me. La donna non poteva più tenere quella trasformazione nella sua vita. All'inizio non ha detto, è rimasta in silenzio, ma lei era così convinta, è rimasta costretta di stare in silenzio, nonostante non poteva essere lì, nonostante non poteva toccare in Gesù, ma lei ha vinto ogni paura, ogni problema. E il versetto 47 dice: la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gettatasi ai suoi piedi, gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Lei ha detto in presenza di tutto il popolo. Ha reso testimonianza di quello che Gesù ha fatto in sé, e quello che Gesù ha fatto in lei, Gesù ha usato per convincere, per parlare agli altri. Loro potevano lì dire: ma non è vero, non è stato una trasformazione, ma lei ha testimoniato. La sua vita testimoniava, la sua storia testimoniava quello che aveva ricevuto. Perché le persone non dichiarano, non testimoniano, non dicono, non raccontano, non hanno piacere di evangelizzare, di fare niente che renda testimonianza della sua fede? Perché non sono convinti veramente. Non hanno fatto il percorso. Il percorso che inizia nella salvezza, confessando Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Vediamo un altro esempio. Capitolo 2 di Atti degli Apostoli, versetto 14. Dopo la Pentecoste, dopo la discesa dello Spirito Santo, che loro parlavano in lingue, le persone lì giudicavano e dicevano: ma guarda che loro sono ubriachi, hanno bevuto troppo. Ma Pietro, la parola dice nel versetto 14, ma Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Pietro si è messo in piedi
si mise in piedi con gli 11 e ha reso testimonianza. È rimasto in silenzio? Ma ci sono credenti che sono agenti 007. A casa non rendi testimonianza di Gesù. Nel lavoro non rendi testimonianza di Gesù. In università non rendi testimonianza di Gesù. Sulla strada non rendi testimonianza di Gesù. Abbiamo una brutta abitudine di tercerizzare la testimonianza, perché vogliamo solo ricevere, ma non vogliamo condividere. E condividere fa parte del percorso della carriera che ci viene proposta da Gesù. E chi non vuole rendere testimonianza di Gesù non è partecipe del suo regno. Non è partecipe. Perché ha ricevuto, ma non condivide. Ha ricevuto, ma non testimonia. Ossia, quella benedizione o quel miracolo o quello che è successo nella sua vita poteva fare un medico, poteva fare un mago, e per lui sarebbe la stessa cosa. Perché le persone non si accorgono di chi fa, ma solo di cosa si è fatta. Le persone ricercano non chi opera, ma l'opera. Loro vogliono essere guariti. Un giorno ho sentito una persona che mi ha detto: io sono andata da tutti cercando la guarigione per mio figlio. Io ho detto: se tuo figlio è stato guarito? No. Ho detto: cerca Gesù. Perché lui non guarisce solo il corpo. La potenza di Dio non è limitata a guarire una infermità soltanto. Perché se fosse limitata solo a questo, allora dovevamo dare gloria alla medicina che guarisce tante persone, no? Che trova cura per le persone. Ma la base essenziale e principale del Vangelo non è altro che la potenza di Dio per chiunque crede non perisca, ma abbia vita eterna. Molte volte noi riempiamo la chiesa. Io mi ricordo che quando ero ragazzo, 14, 15 anni, 16 anni in chiesa, la chiesa era piena. Ma non era piena perché era piena di credenti. Era piena perché anche i non credenti venivano per ascoltare la testimonianza della potenza del Vangelo. Ma noi siamo diventati chiesa che riempiamo chiesa di credenti. È credenti parlando a credenti. E l'ambiente più facile di essere un credente è qui. Sì o no? Alleluia! L'ambiente più facile di testimoniare è qui. Perché noi qua parliamo la Bibbia, preghiamo insieme, ma a volte mi domando,
perché una persona non porta un amico in chiesa? Sarà veramente che è perché questo amico non vuole venire o che questa persona non vuole che questo amico lo veda nell'ambiente di chiesa? Perché a volte nell'ambiente di chiesa la persona è una cosa, e fuori dell'ambiente di chiesa è un'altra cosa. Alleluia! La parola è di confronto. A volte mi domando, fratelli, sarà che le persone non portano gli amici in chiesa perché loro non vogliono o per vergogna? Leggiamo la parola di Dio. Corinzi o meglio, Romani 1,16. È il testo che ho già detto, ma ho detto solo l'ultima parte. Lettera di Paolo ai Romani, capitolo 1, versetto 16. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Infatti, non mi vergogno del Vangelo di Cristo. C'era un perché lui stava dicendo che non si vergognava del Vangelo di Cristo, no? Quando lui usa questa parola, infatti, lui sta difendendo qualcosa. E nel versetto 14 lui difende. No versetto 14 e 15 lui dice: io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Versetto 15. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Versetto 16, lui giustifica. Infatti, non mi invergogno del Vangelo. Lui ha detto, anche se so chi ero a Roma, so qual era la mia fama, ma lui non aveva più vergogna perché non era più, era stato già trasformato. Non esiste un'opzione di evangelizzare. Mi piace o non piace. Non esiste piace o non piace per la testimonianza. Chi non rende testimonianza pecca. Chi non rende testimonianza pecca. Perché Paolo ha detto, io sono debitore, ho un debito. Ma io sono sicuro che questo debito non era solo con le persone che Paolo aveva. No. E adesso ci sono canzoni che dice tu hai credito con Dio. Fratelli, a volte io cerco un credito con Dio e non trovo. Ci sono persone che stanno dichiarando queste eresie, dicendo di avere credito con Dio, per il suo servizio, per quello che ha fatto, credito.
Che credito. Paolo dice: sono debitore. Sono debitore, vediamo ora 1 Corinzi 9,16. Chi non rende testimonianza pecca. Paolo dice ai Corinzi, 1 Corinzi 9,16, perché se evangelizzo non devo vantarmi, ossia io non ho credito. Perché necessità me n'è imposta e guai a me se non evangelizzo. Guai a me se non evangelizzo. Sabe perché, fratelli? Esiste una freddezza verso la testimonianza, una freddezza verso l'evangelizzazione. Le persone non si importano, non vogliono, perché la stessa freddezza verso rendere testimonianza è la vita di quella persona. Io sono stato a Belluno in un culto e mi sono molto rallegrato, perché era da tanto che non vedevo una persona rendere testimonianza, anche se in chiesa va benissimo, ma ha preso il microfono una ragazza e ha raccontato in pochi minuti la sua testimonianza di salvezza. Come Gesù l'ha trovata, come Gesù l'ha raggiunta, cosa Gesù ha fatto nella sua vita. Nella testimonianza vediamo l'intensità spirituale delle persone. Non è dalle opere, no, che uno fa. È dalla testimonianza, la vivenza del Vangelo. E uno che vive non può rimanere zitto. Pietro poteva rimanere zitto lì, in silenzio, davanti a quell'accusazione che riceveva lui e gli apostoli, chiamati di ubriachi. No, non poteva. Ha detto no, voi state ingannati di quello che state dicendo, siete ingannati di quello che dite. Noi non siamo ubriachi, è la terza ora del giorno ancora. Come dire che siamo ubriachi? Questo che noi abbiamo ricevuto, e lui, c'è tutto il testo che lui rende testimonianza di Gesù. E qual è stato il risultato? Conversione. Ho sentito una persona che ha detto: pecora genera pecora, ma la pecora genera pecora se è pecora. Sembra ovvio, ma non è. Sa perché? Perché molte volte vogliamo vedere e aspettiamo da un albero un frutto, un ciliegio, e ci inganniamo, perché non è un ciliegio, è un melo. È un albicocco. Perché la pecora possa generare pecora, ha bisogno di essere veramente una pecora. Perché non esiste mutazione.
Non esiste un segreto, una formula per la crescita della Chiesa. La formula per la crescita della Chiesa è avere veramente una Chiesa che sia Chiesa, è avere credenti che siano veramente cristiani, che compiano il percorso, la carriera che gli è stata proposta. Salvezza, giustificazione, santificazione, rigenerazione, ma tutto questo viene generato tramite la perseveranza. Perché se no è un cane che si morde la coda. E non cresciamo. Non esiste crescita. Sa cosa esiste? Un gonfiore. Oggi ci sono persone in chiesa, domenica non ci sono. Quell'altra domenica ci sono, quell'altra non ci sono. Questa settimana ci sono persone allo studio, quella settimana non ci sono. Ah, oggi questa persona c'è, domani non c'è più. Ah, perché? Perché sai non mi va, perché comincia a dare le sue scuse. Io sono credente, per la grazia e misericordia di Dio, tutti questi anni, più di 20 anni. Io sono di questa stessa chiesa tutti questi anni. Ma questo non vuol dire che la Chiesa è perfetta, ma il Dio che questa mia Chiesa serve è perfetto, e è Lui che cerco, è Lui che mi ha salvato, è Lui che mi ha cambiato la vita, è Lui che mi ha battezzato con lo Spirito Santo e con fuoco. Non è stata la Chiesa. Dai asteri minivia. Paolo ancora dice ai Corinzi capítulo 16, versetto 58. Seconda Corinzi, o meglio, Prima Corinzi 15:58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili e sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Saldi. Cos'è una persona salda? Che non si smuove. Cos'è una persona incrollabile? Che non casca, che non si disfà. Il risultato della salvezza e di essere incrollabile è l'abbondanza. È l'abbondanza. Abbondanza in cosa? In tutto che viene dal Signore, di quello che ha fatto Lui. È abbondante in tutto. E perché oggi c'è questa siccità? Perché non esiste salvezza. Esiste momento. Il cristianesimo non è momento, è salvezza. Se i nostri fratelli crollassero e rinnegassero Gesù nelle arene, dove eravamo noi? Fratelli, Dio ci ha affidato questo compito di ricevere, ma non solo di ricevere, ma di condividere. Lui ha fatto un'opera nella mia vita, mi ha salvato, ma questa salvezza rimane a me solo? No. Io voglio essere abbondanti.
sia nell'andare, sia nel parlare, sia nel contribuire, perché a volte i nostri piedi non arrivano, non possono arrivare. In Bangladesh, in Pakistan, in Africa, nel continente africano, in Giappone, ma c'è qualcuno là. Ma quando il Vangelo non è interesse, quando la predicazione del Vangelo non è interesse dei cristiani, è perché il Vangelo non è vissuto da questi cristiani. Perché i cristiani che vivono il Vangelo sono abbondanti in ogni cosa, anche nella prova. Vediamo la parola di Dio. Perché adesso sto affrontando un momento molto difficile. Adesso stiamo affrontando una situazione molto difficile. Adesso sto affrontando un problema grosso economico. È come un fratello, mentre troviamo, capitolo 8, Atti degli Apostoli, capitolo 8. Mentre cercate, io dico una cosa: una persona mandava sempre un'offerta missionaria, sempre, tutti i mesi mandava quell'offerta missionaria. Era poco, perché quando si faceva la conversione della moneta che lui mandava a euro, diventava, ma non importa la quantità, importa la fedeltà. E quella persona ha detto: Dio mi ha detto di fare così, e io sto facendo così perché ha messo nel mio cuore. E la fede viene provata, sì o no? E quando questa persona un giorno mi ha chiamato, ha detto: Victor, guarda, io vorrei dirti che adesso non posso più mandare questa offerta. Io ho detto: amen, ti ringrazio di tutto che hai mandato, non ti preoccupare. No, è perché io avevo detto a te che sarebbe un'offerta sempre costante, ma devo mollare perché ho comprato casa e adesso ho da pagare la casa, ho da fare ristrutturazione, da comprare immobili e tante cose. E ho detto: va bene, grazie, ti ringrazio tanto. Perché non è stato con me che lui ha fatto il proposito, era con Dio, sì o no? Ma ci sono persone che nel momento di difficoltà, la prima cosa che tagliano, che risparmiano, che lasciano di fare, sono le cose spirituali. È come uno che è molto stanco: oggi non vengo in chiesa perché sono molto stanco. Bene, io non sto esigendo niente, ma tu vai a lavoro stanco, no? A volte tu vai a lavorare stanco o no? A volte tu vai a lavorare con sonno o no? A volte tu vai a lavorare con male di testa o no? E perché per Dio noi diamo sempre meno? Come se Lui avesse fatto meno per noi? Dobbiamo dimostrare la nostra fede, il nostro cristianesimo, non solo nell'abbondanza, ossia nei momenti buoni, ma anche nelle difficoltà. Vediamo capitolo 8 di Atti, dice: e Saulo, versetto 1, e Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme.
tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Uomini più seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Saulo, intanto, devastava la chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Allora, versetto 4, allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Alleluia! Dei mi cama minaya. Darai mi come subria. Gloria a Dio. Loro avevano ragione di dire: non metterò in rischio la mia vita. Non rischierò la mia vita come ha rischiato Stefano, è morto. Nel momento di difficoltà loro non hanno offerto meno per Dio. Loro non hanno testimoniato meno, anzi, anche in Samaria, dove c'era una grande divisione, loro sono entrati lì e hanno portato il lieto messaggio della parola. Sa per quale ragione loro facevano questo? Leggiamo la lettera di San Paolo ai Galati. Prima leggiamo Atti 20, dopo leggiamo ai Galati. Atti 20, versetto 24. Alleluia. L'apostolo dice: ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè da Brabraioteia subria, testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Lui dice: non ho la mia vita per preziosa. E finisco col testo di Galata 2:20. Lettera ai Galati. Capitolo 2, versetto 20. C'è qui la risposta di uno che testimonia, di uno che non risparmiava, di uno che ha dato tutto, di uno che non poteva fare meno, perché Gesù non aveva fatto meno per lui. Gesù ha fatto meno per te? E lui dice: no, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Guardate qua la ragione della testimonianza. Sa perché le vie sono vuote di testimonianze? Sa perché quando una persona non vuole testimoniare, non è timidezza, è mancanza di convinzione. Perché non mi dite che gli apostoli fra loro non avevano un timido. Non è possibile che fra 120 che hanno perseverato in preghiera nella Pentecoste, tutti erano, no, i caratteri sono diversi e certamente c'erano anche persone timide. Come ho visto là a Belluno, quella ragazza che è timida, ma la sua timidezza non gli ha fermato di testimoniare e di dire che Gesù salva, che Gesù guarisce, che Gesù battezza nello Spirito Santo e che Gesù breve tornerà. Non vivo più io, Cristo vive in me. Convinto o no? Allora poteva rendere testimonianza. Dove sono i predicatori nelle piazze? Essere predicatore qua è facile, basta fare un corso, portare una parola. Anche le persone parlano in pubblico lì di un tema, ma io voglio vedere, rendere testimonianza di quello che vive. Dove sono le persone che stanno con gli striscioni, dicendo: venite a me, voi stanchi, sovraccaricati, e io vi alleggerò? Dove stanno persone dicendo: Gesù salva? Le strade sono vuote, le chiese stanno dando questo compito alle agenzie missionarie. Come c'è una, Cristo è la risposta, è un'agenzia missionaria, è una missione di evangelizzazione. Allora le chiese non evangelizzano e quando arriva l'estate chiama Cristo la risposta per fare il suo mestiere, il suo compito. L'annunzio del Vangelo non è compito di un'agenzia, è compito di ogni credente. E chi non lo fa, pecca. Alleluia. Che Dio ci benedica, che Dio ci aiuti. E questo è un passo, è uno studio in più di quello che stiamo studiando. Ancora parleremo della Chiesa trionfante, di ciò che ci aspetta. Parleremo di ciò che ci aspetta. Adesso ho parlato del percorso, salvezza, giustificazione, santificazione, rigenerazione, ora la testimonianza, ma parleremo della speranza, del futuro, delle cose future. Scatologia biblica è la dottrina delle cose future, che ancora avverranno. Ma se uno non è salvato, se uno non vive questo percorso, non rende testimonianza, che speranza c'è? Nessuna. Perché la parola di Dio parla del Dio del tempo, che cammina sulla linea del tempo, che era, è e sempre sarà. Lui era, è e sempre, ma non è un Dio di momento, è un Dio eterno. Il suo attributo che gli fa essere diverso
dai dei è che Lui è eterno, non è perpetuo. È eterno. L'unico eterno è Lui. Mettiamoci in piedi e finiamo ringraziando Dio di questa sera, di questa parola, perché non è mia, fratelli, è del Signore, la parola è di Dio. Vorrei ricordarvi, il 23 agosto alle 5 noi avremo un picnic evangelistico con tutte le famiglie della base missionaria di Firenze e di Scandicci, in piazza Kennedy alle Cascine. Fratelli, noi saremo lì per la grazia di Dio, ma io vorrei vederti con la tua famiglia, io vorrei vedervi con la vostra famiglia, e non solo, vi spingo a invitare un amico per ascoltare la parola di Dio, un amico per condividere la parola di Dio, perché noi avremo lì sia il messaggio per i bambini, ma avremo lì la predicazione del Vangelo in piazza pubblica. Perché non mi vergogno del Vangelo di Dio. Alleluia. Quindi il 23 alle 5 sarà il nostro picnic evangelistico e noi saremo lì portando la parola di Dio, con striscioni, se Dio vorrà, se arriverà in tempo, con i volantini, con il messaggio per i bambini, con il messaggio parlato, predicato tramite il pastore che ci sarà, e noi saremo lì in piazza, lodando il Signore e dicendo che Lui è grande. Alleluia. Che Dio ci benedica. Preghiamo ringraziando il Signore di questa opportunità, e vorrei invitare il fratello Rick per fare questa preghiera di ringraziamento al Signore. Ciao a tutti, pace del Signore. Amen. Preghiamo. Eterno Padre, ti ringraziamo per questa opportunità che ci ha dato di essere qua, nella tua presenza, Signore. Ci sono delle persone che non hanno avuto questa opportunità, che non hanno visto questo giorno di oggi, che sono molte, ma noi abbiamo avuto questa opportunità di svegliarci e di finire la giornata venendo nella casa tua per ascoltare la tua parola, come diceva Davide. La mia gioia è di venire nella casa del Signore. Grazie, Signore, per questa parola che è entrato dentro i nostri cuori, Signore. Sono la prima persona che questa parola ha sconvoltato, questa parola mi è entrato dentro il cuore, perché so che sto crescendo, Signore. Sto attraversando questi step, queste tappe in cui mi sto facendo crescere, Signore. E so che questa parola è stata per noi tutti qua, perché noi siamo venuti qua per caso, ma siamo venuti qua tramite il tuo Santo Spirito che ci ha spinto per venire ad ascoltare questa parola, Signore. Grazie mille per questa parola, grazie mille per quest'uomo che ha scelto per condividerci questa parola, Signore. Servirti non è facile, ma trovare la gioia servendoti è qualcosa che ti fa dimenticare la difficoltà di servire a te, Signore. E ti ringrazio, Signore, per questo uomo che ha scelto e per tutte le persone che servono qua nelle differenti basi missionarie, Signore, perché non è facile, ma per il tuo Santo Spirito, Signore, loro hanno la forza, loro hanno la gioia,
come Davide, di venire, di parlare, di trovare le parole giuste per convincere il tuo popolo. E ti ringraziamo perché noi siamo privilegiati, Signore, di ascoltare questo messaggio che tante persone vogliono ascoltare, ma non hanno avuto la possibilità, l'opportunità di ascoltare questo messaggio. Ti ringraziamo, Signore, per l'amore, perché noi abbiamo ricevuto questo messaggio per amore, Signore. Ci ha detto, Signore, di perseverare, di predicare il Vangelo con tutta la gioia, Signore, di non avere paura, Signore, di non avere vergogna, Signore, perché come lo diceva Paolo è una necessità. Allora diciamo amen agli uomini nostri, Signore, di predicare i Vangeli. Come diceva Davide al suo anima, parlava al suo anima, diceva: anima mia, benedica il Signore. E noi dobbiamo benedire il Signore predicando il Vangelo nel nome di Gesù. Che la vergogna, che la timidità, che tutte le cose che sono dentro amini nostri spariscono per lasciare lo Spirito parlare, convincere le persone. Nel nome di Gesù, Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per questa parola. Che questa parola non sia solo una parola che entra, ma sia una parola che diventa la nostra vita. Affinché noi diventiamo questo messaggio che noi vogliamo portare, dare. Perché noi dobbiamo essere prima il messaggio, prima di dare questo messaggio. Signore, facci diventare questo messaggio, affinché noi possiamo condividere questo messaggio. Mi ricordo quando Giovanni e Pietro davanti alla chiesa hanno visto questa persona, l'hanno detto che non abbiamo i soldi, ma tutto ciò che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù. Hanno dato coloro questo che avevano, la testimonianza. Noi anche vogliamo dare questa testimonianza nel nome di Gesù. Amen. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Che Dio ci benedica. Venerdì, fratelli, anche se è Ferragosto, la chiesa è aperta alle 5 per la preghiera. I fratelli facciano le sue grigliate, possano divertirsi, ma quel giorno che è festa, la chiesa certamente sarà piena, perché saremo tutti qua nell'ora della preghiera, alle 5, tutti insieme per pregare. Amen? Partecipiamo la mattina, pomeriggio, ma alle 5 è l'ora della preghiera e noi saremo qua insieme a pregare. Amen? Dalla prossima settimana, domenica, io avrò un comunicato a dirvi per una preghiera con proposito. Amen? Che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Noi diciamo amen. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Glória a Dio.